È chiaro che se la Lega perde il Veneto, perde una parte essenziale della propria, non dico elettorato anche, ma della propria identità. Cioè, per la Lega è impensabile non avere il Veneto. Per Meloni è importante però mettere uno zampino forte al nord. Tu il paese non lo governi se non sei al nord. E infatti perché la sinistra non governa? Perché in genere è mai riuscita a governare una sola importante regione del nord. Voglio dire, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Piemonte. il Piemonte, certo. cioè il fronte del nord sta tutto in mano al centrodestra. Il Veneto è un grande laboratorio politico, lo è sempre stato, lo era quando c'era la DC, lo è stato quando è nata la Lega e lo sarà ancora a queste elezioni perché sarà un test anche per il governo. Cioè non dare alla Lega il Veneto vorrebbe dire vorrebbe dire che Meloni getta un guanto di sfida alla Lega. Secondo me se non gli dà il Veneto rischia la crisi di governo. Questa è la mia anticipazione, secondo me. Però può essere che vinca con Speranzoni il braccio di ferro e dica Salvini dove va senza di noi? Cioè Salvini è in grado in questo momento. Io penso che la Lega deve avere il Veneto. Se non ce l'ha gli fa un casino a Giorgia Meloni. Credo. Salvini però sa che Meloni è molto forte. Cioè se Salvini va a vedere i dati elettorali vede che ormai Fratelli d'Italia, come ti dicevo prima, in Lombardia e in Veneto è già una forza consistente. Cioè, e quindi questo dovrebbe far riflettere in qualche modo Salvini nel non tirare troppo la corda.